È tutto pronto? Sì, è tutto pronto, siamo molto contenti, siamo qua in piazza con i bambini, con le persone, in questo abbraccio del nostro territorio che vuole raccontare la bellezza ricostituita. Quindi una bella passeggiata di primavera per ricostituire davvero un collegamento tra Santa e Portofino, percorrendola a piedi con i nostri bambini davanti. Ecco, sia anche motivo di unità appunto tra Santa e Portofino, Rapallo. Beh, in realtà davvero è una festa di una unità ricostituita perché c'era questo collegamento interrotto che isolava la baia di Paraggi e il borgo di Portofino, quindi una parte di Santa Margherita e Portofino. Dopo tanti mesi in regime emergenziale con l'urgenza di ricostruire questa strada in tempo utile per l'estate, anche per salvaguardare il comparto turistico, ricettivo e imprenditoriale, il risultato è stato ottenuto grazie alla collaborazione e alla sinergia dei nostri comuni con Regione Liguria e con Città Metropolitana, quindi anche una festa della buona politica che sostituisce il conflitto con la sinergia, che punta a obiettivi comuni e che li raggiunge nei tempi debiti. C'è il sostegno da parte di tutti. Sì, questa è stata, diciamo, la carta vincente, una grande emergenza. Intanto è stata una grande calamità che ha rischiato di distruggere l'economia di tutto il comprensorio. Io ho visitato i luoghi nei giorni dopo il disastro e non mi sarei mai immaginato che a distanza di pochi mesi saremmo riusciti a ottenere un lavoro così importante. Grazie ai sindaci, grazie alla Regione Liguria, ma soprattutto ai cittadini che ci hanno incoraggiato sempre. Quindi oggi festeggiamo, abbiamo motivo di festeggiare veramente. Verrebbe quasi da dire che quando si vuole si può. È così, sempre, nella vita familiare, nella vita imprenditoriale e nella politica. E bisogna sempre insistere, le cose più difficili sono difficili perché bisogna provarci e se non si riesce alla prima bisogna provare alla seconda e questo ci insegna, questa vicenda ci insegna che si riescono a ottenere risultati. Carlo Bagnasco, è un modo per festeggiare in qualche modo oggi? Sì, è un modo per festeggiare perché ce lo meritiamo, se lo merita il sindaco di Santa Margherita, se lo merita il sindaco di Portofino e se lo merita il Tigullio, ma soprattutto lo ritengo che sia un esempio di una buona politica, la politica con la P maiuscola, una politica che in 5 mesi ha dato dei risultati concreti, sembrava impossibile, dal 28 ad oggi sono trascorsi solamente 5 mesi e riavere una strada secondo me non è poco, soprattutto lo può capire chi ha a che fare con gli enti pubblici. Perché pensate che le stime nazionali sono che per rifare un marciapiede un pubblico amministratore ci mette 1 anno e mezzo come media, quindi pensate quello che è successo a Rapallo, a Santa Margherita e a Portofino, quindi io lo ritengo veramente un successo di tutti, in particolar modo dei sindaci colpiti, ma soprattutto un grandissimo coordinamento, un grandissimo sforzo dalla Regione Liguria al governo centrale ai pubblici amministratori. Grazie, grazie al sindaco. Abbiamo un pochino tutti i Tigulli e non solo riunito, anche i piccoli comuni Castiglione Chiavarese, Colorado. Grazie, era doveroso venire qua, anche solidarietà ai nostri sindaci, via Cava mi ha raccomandato di venire, ci tenevo a venire, mi ha chiamato anche il sindaco di Santa Margherita, quindi era doveroso per me oggi la mia presenza qua per un risultato secondo me eccezionale che tutti dovremmo prenderne atto. Siamo tutti uniti ovviamente, la festa è importante. Il messaggio che lancerei io è che non sia una cosa isolata questa festa, cioè la promozione del territorio va continuata a fare, andava fatto prima, questo è il mio piccolo appunto, subito dopo la mareggiata. Comunque adesso bisogna comunicare al mondo, non solo a Santa Margherita, che il Tigullio è pronto, riparte e continuare, partecipare alle fiere internazionali, tappezzare gli aeroporti europei di manifesti, insomma farci vedere nei cinema stranieri, nelle televisioni straniere, questo è quello che può fare la Regione, che possono fare i comuni con l'imposto di soggiorno, l'importante è destinarla alla promozione, non ai marciapiedi. Io come Presidente dell'Albergatorio ho posto questo paletto che la promozione sia fatta con l'imposto di soggiorno. Oggi è una giornata di festa, è anche la sintesi di un lavoro enorme che è stato fatto dalla Regione, dalla Città Metropolitana, con la collaborazione di tutte le amministrazioni comunali, è un risultato importante in termini di immagine ma anche di concretezza, toglie Portofino dall'isolamento e quindi bisogna festeggiare, siamo qui, ecco. Direi poco altro, se non il fatto che è bello vedere tanti bambini e che dopo un momento così di grande difficoltà si riparte.
sono ancora tante cose da fare, ma mi pare che la volontà ci sia tutta. Poi il nostro Presidente è un uomo di grande valore, quindi riusciremo a andare avanti, insomma, ecco. E poi insomma il nome di Portofino, quel borgo che è un pochino famoso, ha aiutato, no? Bisognerebbe mettere in campo le stesse energie anche per la stradina, forse. Ma questo è vero, diciamo che Portofino sicuramente è un simbolo e quindi l'attenzione è massima, però mi pare che la Regione Liguria abbia davvero rivolto la propria attenzione anche a situazioni che si sono risolte, che duravano, di critiche che duravano da anni, per cui mi sentirei di dire che c'è un'azione di carattere generale. Poi Portofino è Portofino, non lo devo dire io, insomma. Con grande gioia partecipiamo a questa giornata di inaugurazione, anche perché proprio ci hanno visto insieme alle altre forze di polizia presenti sul territorio, sempre pronti a coprire ogni emergenza, soprattutto anche nei primi periodi, quando c'era anche delle serie preoccupazioni riguardo a problemi di antisciacallaggio. Siamo contenti con la cittadinanza perché ho visto che c'è un entusiasmo grande, una grande festa, e anche noi come forze dell'ordine siamo stati, oltre ad essere presenti per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, anche siamo presenti e gioiamo insieme a tutta la comunità. E credo che sicuramente tutte le persone vi hanno riconosciuto questi impegni in questi mesi. Sì, c'è un entusiasmo generale, prima da parte di tutte le autorità comunque politiche, locali, e soprattutto anche da tutti i cittadini, che ci ha visto veramente partecipi a quello che è il contesto locale e quello che è lo sviluppo e la rinascita di questi posti. Io non vi ho mai visto così uniti tra Santa, Rapallo e Portofino. Una vicenda pesantissima, che però ha dato la possibilità veramente di riappropriarci completamente del senso di comunità, quindi ha consolidato un legame tra tutto il Tigullio occidentale con Portofino, Santa Margherita, Rapallo. È stato molto bello questa collaborazione così stretta, così efficace, e che il risultato di oggi è proprio il segno tangibile di questa collaborazione. È una grande giornata di festa che testimonia la voglia di ripartire e del successo, della tenacia, della caparbietà della nostra gente, e quindi siamo veramente contenti. Credo ci siano veramente tutti i presupposti per riportare questo comprensorio ai fasti di un tempo, e se possibile anche oltre. Anche oltre, dice il Presidente. Certo, comunque questa collaborazione di cui appunto raccontava il Presidente è iniziata da tempo. Ricordiamo Red Carpet, quando questo magnifico volano che è stato per unire il Tigullio occidentale. Siamo felicissimi, oggi è una giornata di festa per tutti, perché Portofino è fondamentale per quello che è il nostro comprensorio. Gli attaccanti si mettono sempre davanti, e quindi veramente viva il Tigullio, viva Portofino, viva Rapallo, Santa Margherita e Zoagli. E Zoagli. Veramente un grande in bocca al lupo a tutti noi. Anche voi siete stati molto vicino alla gente in questo periodo? Assolutamente sì, anzi quando c'è stata la catastrofe, io la chiamo catastrofe, del 29 di ottobre, i nostri sono stati gli ultimi che hanno abbandonato la strada. Addirittura una nostra vettura è stata presa dall'onda sollevata di un mezzo metro e ha dato l'allarme per chiudere la strada e evitare che ci fossero dei morti o danni ancora più grandi. Ecco, qual è stato il vostro impegno subito, la prima telefonata? Eravate già qua, nei momenti brutti? Noi eravamo già qua perché c'era stata dichiarata allerta rossa, quindi eravamo già sul territorio e presidiavamo tutte le varie emergenze, e l'abbiamo fatto per tutta la notte, contribuendo anche al salvamento delle persone da terra quando ci sono stati gli affondamenti delle barche.
Anche perché insomma era difficile transitare, la gente per fortuna è rimasta in casa. Beh sì, è rimasta in casa perché era notte fonda, ma la tragedia è stata che la mareggiata è venuta di notte, contrariamente a quella che era già venuta nel 2001, che si è esaurita a fine pomeriggio. Questa è iniziata il grosso nella notte, poi avete visto cosa è successo a Rapallo, ma qua soprattutto per la strada che adesso andiamo a riaprire, noi abbiamo anche come giurisdizione Portofino e il nostro volontario è stato, come dicevo prima, l'ultimo volontario che ha superato la strada e ha dato l'allarme affinché nessun altro, sia anche personale di servizio di soccorso, transitasse a rischio della propria vita. Davanti a tragedie, perché la possiamo chiamare così, poi per fortuna non ha causato problemi più seri, però ci sono stati problemi di strutture, problemi di infrastrutture, quindi naturalmente quando bisogna risollevarsi bisogna mettersi tutti insieme e remare tutti dalla stessa parte. Secondo lei è stato lavorato bene? Visti i tempi, visto quando è accaduta questo problema e i tempi di risposta, i tempi anche dell'invio del denaro da parte dello Stato, diciamo che si è fatto un miracolo. Forse in questo chiamarsi Portofino ha avuto la sua importanza. Sicuramente, però era una strada fondamentale, staccava un paese, bene o male nelle emergenze anche nell'entroterra si cerca di reagire davanti a persone che non possono neanche raggiungere la propria abitazione, al di là dell'indotto economico naturalmente, quindi chiamarti Portofino ovviamente è un brand e aiuta, però è anche sensibilità a mio avviso dello Stato, perché stiamo reagendo a tantissime di queste problematiche e non solo abbiamo pensato a Portofino. Qua abbiamo la penna che forse ha scritto di più su questa tragedia, che oggi credo che ci sono da scrivere tante note positive. Certo, oggi finalmente è una giornata di festa, bellissima perché poi i protagonisti sono i bambini e credo che sia il messaggio veramente giusto, perché dopo tutta la distruzione che abbiamo visto, ma anche la forza e la capacità di reagire, poi affidare la giornata di festa ai bambini è il messaggio di speranza più bello che ci possa essere, e poi è bellissimo il messaggio che siamo uniti, Rapallo, Santa Margherita e Portofino, perché credo che sia fondamentale far capire che se uno è in difficoltà, in questo caso poi per di più se è Portofino, il fatto che gli altri comuni si stringano a fianco è bello, quindi viviamoci questa giornata con le famiglie. Ecco, come l'hai vissuta tu proprio sul campo, tutta questa storia dall'inizio, dalla tragedia a questa giornata appunto di festa? Io non sono di questo territorio, sono di Genova e seguo Rapallo per il secolo XIX dal 2007, quando il 30 di ottobre sono salita all'ultimo piano di un hotel a Rapallo, l'hotel della famiglia Gambero, sono rimasta scioccata e mi sono venute le lacrime perché non pensavo di vedere una cosa del genere, le barche spiaggiate, mi sembrava uno scenario veramente apocalittico. Sono state giornate di grandissimo lavoro, però credo che anche noi, no? Come giornali, perché poi alla fine tante volte uno dice ma si iscrive, credo che sia stato un lavoro molto importante anche raccontare la forza dei volontari, la capacità delle istituzioni di non fare muro, no? Perché c'è stata una grande coesione. Abbiamo avuto il nostro ruolo anche noi, credo, e prendiamocene un pochettino di merito ogni tanto e non solamente... Assolutamente sì, soprattutto nell'ottica di incoraggiare, perché non bisogna deprimersi, eccetera, e questo credo che sia stato fatto. No, assolutamente. La forza di tutti è stata mettersi subito al lavoro, tanti volontari. Una delle pagine più belle è stata 2 giorni dopo con i ragazzi delle scuole superiori, il Davigo, il Liceti, che non sono andati in classe per venire a spalare. Io fossi stata uno dei genitori di questi ragazzi qua, sarei stata la donna più orgogliosa del mondo. Assessore Giampedrone, credo che per lei sia una giornata, forse per tutti in qualche modo lo è, ma per lei in particolare di festa. Beh, sono stati 5 mesi di grande lavoro, duri, io la voglio dedicare a tutti i nostri ragazzi volontari della Protezione Civile, ai sindaci che sono credo encomiabili, hanno fatto un lavoro straordinario. Io credo che stiamo dando un segnale al Paese, un Paese che deve assolutamente cercare di dare delle risposte in emergenza, ma soprattutto far vedere ai cittadini che le cose si possono fare anche quando l'emergenza è passata. Farlo in anticipo, farlo
fra Portofino e Santa Margherita, gli onori del mondo, credo che sia veramente una grande giornata e un grande segnale per tutti. Sempre difficile rispettare i tempi, in questo caso bisogna dire proprio che siete stati bravissimi anche in quella direzione. Abbiamo fatto in anticipo, l'abbiamo fatto con ditte liguri e credo che sia veramente un motivo di orgoglio in più. Quando abbiamo iniziato questi lavori abbiamo detto alle ditte: guardate che vi guardano il mondo, vi sta guardando il mondo, e loro ci hanno risposto: siamo liguri, daremo il nostro esempio, e devo dire che hanno fatto un grandissimo lavoro. Ecco, allora questo esempio, che sia appunto un esempio per tutta la nazione, mi viene in mente sicuramente tra di voi fate le vostre riunioni tra assessori della protezione civile, mi viene in mente a volte altre emergenze, no? Che ne so, vedere ancora le capanne con la neve per i terremotati. Ecco, speriamo che questi impulsi di efficienza arrivino da tutte le parti. Allora, ci sono due cose. Intanto la prima è che la protezione civile della Liguria ormai è uno degli esempi per il Paese nel sistema nazionale di protezione civile. Essere da esempio nella giornata in cui noi riapriamo Portofino, ma non ci dimentichiamo che anche il decennale del terremoto dell'Aquila, io credo che sia, come dire, un segnale anche a tutti i miei colleghi, a tutti i sindaci che fanno un lavoro molto difficile, credo con emergenze che non sono mai paragonabili fra loro, ma che trovano nelle istituzioni, io credo, ancora una grande credibilità della politica, e il Paese deve ripartire anche da questi segnali, e mi fa piacere che parta oggi dalla Liguria questo grande messaggio. Non potevamo non esserci in una giornata come questa, siamo stati attivati fin dall'immediatezza di quelle drammatiche ore che hanno visto un nubifragio come non c'era mai stato qui nel Levante Ligure, e immediatamente ci siamo attivati per fare la nostra parte e garantire una viabilità a monte, e quindi ripristinare sulla vetta il sentiero che già esisteva. Essere oggi qui è un bellissimo risultato, e che comunque resta anche il risultato fatto a monte, perché comunque una viabilità migliorata vuol dire avere una strada che può essere utilizzata per dei soccorsi o per delle attività antincendio, vuol dire avere una via di fuga ulteriore per magari un traumatizzato grave che deve essere evacuato. C'è stata questa riscoperta, diciamo così, della strada? La strada c'è sempre stata, ovviamente nel tempo sono mancati magari quegli interventi manutentivi che non erano presi forse nella giusta priorità. E in questo caso l'intervento del Genio Militare ha fatto sì che è stata ripristinata anche questa attività. Grazie, grazie. Un saluto. Tutte le forze politiche oggi sono in campo, diciamo così, ma in un momento di festa, anche un po' di esempio magari per altre parti d'Italia. Ma noi abbiamo un po' considerando che con Portofino forse si è un po' più agevolati, no? A far passare certe cose. Beh, non era una situazione facile, sono stati bravissimi i sindaci di Portofino, di Santa Margherita, coordinati insieme alla Regione Liguria, alla Protezione Civile nostra. È stato un lavoro sicuramente difficile e impegnativo, ed era facile sbagliare, perché sarebbero bastati pochi giorni di ritardo per causare chissà quante polemiche. Invece addirittura i giorni sono stati anticipati. Oggi è un giorno di festa, si riapre questa strada, questo collegamento importante, gli occhi del mondo erano sulla Liguria, e la Liguria ha risposto con efficacia, efficienza, serietà, squadra, e infatti si può veramente parlare di orgoglio Liguria. La Liguria è protagonista, amministrazioni serie, persone serie e preparate che insieme, facendo squadra, hanno dato delle risposte. Allora è da portare avanti questo esempio? Assolutamente sì, bisogna portarlo avanti con i piedi ben piantati per terra, ma con la coscienza di aver fatto un grande lavoro e che tante cose si possono fare per questo splendido territorio. L'impressione di questa piazza? L'impressione di questa piazza è una piazza felice, una piazza piena di bambini, di giovani, è una piazza che festeggia un giorno che merita di essere festeggiato, perché solamente 5 mesi fa eravamo qua a fare il sopralluogo di realtà devastate dalla più potente mareggiata degli ultimi 60 anni. Oggi siamo qua a celebrare la rinascita di Santa Margherita, di Portofino, di Rapallo, dell'intero Tigullio, segno che le promesse si mantengono in questa regione, che la pubblica amministrazione quando vuole sa lavorare con efficacia e rapidità, che c'è una strada nuova e Portofino è restituita non solamente ai suoi abitanti, non solamente agli abitanti di queste zone, ma a tutto il mondo, essendo un patrimonio del mondo, e che possiamo guardare a una stagione estiva e ai ponti di primavera con grande ottimismo. Anche per voi è un giorno particolare che
vi ha visto coinvolti fin dall'inizio, penso a quel giorno. Beh sì, non è stato un giorno facile, è stato un giorno non facile ma da una parte bello perché comunque la città tra Portofino, Santa Margherita, Rapallo comunque ci sono strette tutte vicino, ho collaborato per rimettere in piedi comunque la strada in questi mesi al più presto e credo comunque sia tra una sventura sia comunque una prova di fiducia tra le varie città. Il vostro impegno invece da volontario? Noi ci occupiamo un po' di tutto, ci occupiamo dai servizi semplici all'emergenza 118, comprende un po' tante cose, non solo 118 emergenze come la gente può pensare, ma ci occupiamo di tanto, non solo di quello. Bravi perché siete anche giovani e interessarsi degli altri non è da tutti e non è nemmeno facile, ma penso che poi dopo siete molto contenti. Sì, vieni ripagato per tutti gli sforzi che fai. Noi siamo stati immersi nel ruolo dalla nostra mamma che comunque anche lei faceva la milite, ti vieni ripagato nello spirito, ti dà gratitudine personale. Ecco, qua vedo scritto Alessia e Flavia. E Alessia, quanti anni hai? 19. 19, ma da quanto tempo è che sei volontaria? Beh, volontaria da un po', però che faccio servizi un annetto, dai, più o meno. Come va? Tutto bene, mi piace tanto, mi diverto e poi vabbè, aiutare gli altri è importante, mi piace. E tu cosa fai poi nella vita? Nella vita, vabbè, io ho giocato a pallanuoto per un sacco di anni e ora sto ancora capendo cosa voglio fare poi in futuro, quale strada prendere, quindi... Hai già un'idea? Diciamo sì, dai, mi piacerebbe fare design della moda, quindi poi vedremo in futuro cosa fare. Bene, brava Alessia. E Flavia? Io mi chiamo Flavia e anch'io sono del soccorso, mi piace aiutare le persone e anch'io sono volontaria e anche a me piace aiutare le persone. Bene, Flavia, quando hai iniziato? Hai conosciuto qualche tua amica che ti ha accompagnato? Sono stata un annetto anch'io più o meno, adesso devo fare un anno e finirò a dicembre. Sindaco, in questi mesi ci siamo sentiti tante volte e credo che oggi ha un sapore diverso. Assolutamente sì, oggi siamo rilassati, non so ancora quanto resisto, ha un sapore diverso sì. Portofino stamattina, ieri sera al tramonto era finalmente tornato bello e più bello di prima. I lavori stanno finendo e la gente era più sorridente, tutti i miei residenti avevano un altro sorriso, perciò io sono contento perché come amministratore penso di aver fatto quello che dovevo fare e di far stare tranquilli i miei abitanti, di dargli tutti i servizi possibili perché eravamo rimasti isolati, eravamo un'isola. E dopodiché abbiamo costruito insieme con Città Metropolitana, Regione, un lavoro in tempo record che garantirà la partenza della stagione turistica e anche, soprattutto sottolineo anche che la rapidità del lavoro con cui è stato svolto ha consentito di non far perdere un posto di lavoro a nessuno. Questo credo che sia molto importante. Molto importante, in una trasmissione da voi avevamo sottolineato anche a tutte le associazioni, a tutti i componenti turistico-commerciale di assumere, di andare avanti con i propri programmi perché la strada ci sarebbe stata e così è. Nessuno ha perso lavoro, siamo pronti tutti per partire con la stagione turistica, c'è grande contentezza anche per quello. Ringrazio anche voi, tutte le emittenti che ci sono stati vicini e hanno dato dei bei segnali nel mondo. Vi ringrazio perché avete fatto un lavoro veramente eccezionale, tutti, veramente. Assessore, un saluto a questa giornata. Una bellissima giornata, dopo che è avvenuto il fatto la prima preoccupazione mia è stata ovviamente quella di garantire i bisogni di salute della popolazione isolata e così è stato. Con la S4 abbiamo subito sul posto collocato un medico, un infermiere che ringrazio per la disponibilità immediata, dopodiché il trasporto dell'ambulanza che è avvenuto con un traghetto speciale e che appena arrivata ha prestato assistenza ad una signora
signora che era ahimè scivolata in casa. In questo periodo ci sono stati 100 servizi fatti, quindi direi che insomma abbiamo in qualche modo accompagnato questo grande impegno nel rifacimento delle strade, nel ripristino del collegamento, con un'attenzione ai bisogni di salute della popolazione. Tra l'altro avete trovato anche collaborazione e subito vi siete adoperati per insomma, essere una presenza magari anche di tranquillità. Sicuramente, perché questo insomma deve essere fatto, dare sicurezza, fiducia ai cittadini che si trovano a vivere momenti di grande difficoltà. L'isolamento insomma era un qualche cosa che poteva pesare a dismisura se questo isolamento era accompagnato dal senso dell'abbandono del sistema sanitario, e così non è stato. Anche credo che sia stato un allenamento per voi e un esempio per altri luoghi un po' più distanti. Sto pensando ad esempio a Santo Stefano, si può sempre migliorare, magari da questa cosa può aver risvolto anche nelle altre situazioni distanti, nell'ordinario. La sanità a chilometro zero rimane comunque un obiettivo della sanità ligure, è fatta attraverso appunto gli infermieri di comodità, attraverso gli ambulatori mobili, insomma stiamo lavorando proprio per portare la sanità vicino al cittadino il più possibile. Una presenza anche la sua molto importante in questa giornata che ci porta qualche mese indietro, di cui voi siete stati veramente eccezionali. Sono state giornate molto difficili in cui la Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure e quella di Rapallo hanno lavorato con grande intensità. Nei primi momenti hanno anche rischiato moltissimo, quindi oggi, che è una giornata in cui grazie al lavoro di tutti quei giorni di disagio e quei giorni di sofferenza si sono trasformati oggi in una giornata di festa, mi sembrava giusto essere qui insieme ai ragazzi, ai nostri ragazzi, per celebrare insieme a tutta la cittadinanza questo momento positivo. Ecco, lei li chiama ragazzi giustamente, ma veramente sono sicuro che fa piacere a tutta la gente fare i complimenti, bisogna farli ufficialmente perché sono stati veramente eccezionali. Sì, credo che è giusto questo ed è per questo che sono qui, ed è giusto attestare tutto il grande lavoro che hanno fatto, non solo durante l'emergenza, durante la grande mareggiata, ma anche nei giorni successivi, quando queste bellissime acque erano piene di relitti affondati o semiaffondati. Anche quello è stato un grande lavoro, un lavoro che si sta completando, e grazie a questo lavoro potrà essere consegnata a questa città, a queste località, potrà essere consegnata una stagione estiva bella e luminosa come le precedenti. Noi ci auguriamo davvero che sia una bellissima stagione estiva per tutti quanti. Ecco, si diceva non solo quei giorni, ma c'è stato anche il dopo molto difficile. Sì, ricollegandomi alle parole del signor Comandante Generale, è un lavoro sinergico di squadra finalizzato a restituire l'ordinarietà dei servizi al cittadino. Questo è l'obiettivo delle istituzioni, ovviamente la Guardia Costiera in luoghi come questi che si affacciano sul mare, un mare tra l'altro molto pregiato, tra l'altro inserito nel contesto dell'area marina protetta, è determinante insomma avviare tutte queste forme di sinergia, come è avvenuto nel caso concreto, per restituire al cittadino la giusta ordinarietà. Abbiamo fatto un piano di assistenza sanitaria in grado di gestire questo grosso evento che è la riapertura della strada su Portofino, ricordando il 29 di ottobre la tragedia della mareggiata che ci ha visto sul campo con 3 squadre operative fino al giorno seguente e 5 giorni di fuoco per quanto riguarda l'emergenza primaria sia sul territorio di Santa Margherita che sul territorio di Portofino, che eravamo già operativi con una macchina zona impervie nelle 12 ore successive alla mareggiata con Portofino. Ecco, anche voi c'è stato dello straordinario. Per fortuna si è risolta che non ci sono stati dei grossi infortuni feriti. Assolutamente, come erano state messe le cose era prevedibile avere degli infortuni e degli incidenti, però un po' per bravura dei volontari, un po' per bravura degli eventi non si è fatto male nessuno, a parte qualche piccolo soccorso che abbiamo fatto durante la mareggiata, ma che si è risolto poi in modo tranquillo. Voi siete stati subito chiamati a disposizione sulle varie piazze, strade vicino alla passeggiata chiaramente.
Siamo stati chiamati quando c'è stata l'allerta rossa, già avevamo operativi con 3 squadre in emergenza col 118 sul territorio, poi logicamente ci sono stati gli eventi successivi che sono quelli di ricostruire, di risistemare Santa Margherita, e abbiamo contribuito con i nostri volontari, con le nostre forze a operare sul territorio di Santa. Eccellenza, un saluto, una benedizione a questa giornata. Certo, la benedizione a quest'opera è stato un gesto doveroso nei confronti di queste comunità che sono state colpite e che hanno reagito. A queste comunità e a tutta la comunità, perché è stato un segno di lavoro unitario, di sostegno reciproco che dovrebbe accompagnare sempre la vita delle nostre comunità. La tanta gente testimonia anche l'impegno che c'è stato. L'impegno e l'attenzione, per questo dicevo, è un segno del ritrovarsi a affrontare insieme queste difficoltà. E quindi si è visto come tutto questo favorisca il superarle anche rapidamente, oltre che con efficienza. Mesi di lavoro. Beh certo, mesi di lavoro, però soddisfazione essere arrivati in fondo con l'obiettivo che ci eravamo prefissati, che ci avevano prefissato, e quindi siamo contenti, abbiamo fatto il nostro dovere. Siete riusciti a rispettare anche i tempi, che non è mai facile in queste cose. Beh, con l'aiuto di tutti, con la concentrazione, ripeto, abbiamo fatto il nostro mestiere. Tra l'altro proprio negli ultimi giorni, il penultimo giorno, c'è stata una buca improvvisa, anche quello avete avuto. Purtroppo sì, tutta questa strada è in vista mare, per cui questi problemi marini dobbiamo tenerne presente. Comunque siamo intervenuti velocissimamente, anche perché c'era in previsione un evento che non potevamo permetterci di avere cose. Ecco, come ci sarà un senso unico, come sarà ripristinata? Lo si vede già, abbiamo previsto un senso unico alternato con un passo pedonale, corsia dedicata ai pedoni, e andremo avanti fino a quando non abbiamo finito, perché dobbiamo ancora rifare il passo pedonale a valle, perché abbiamo inglobato anche l'area dello sbalzo che prevedeva, per cui prima finiremo a monte il muro, poi gireremo il traffico e verremo a lavorare a valle. Quando abbiamo finito la strada sarà ripristinata completamente. Sarà un semaforo? Fino a quell'epoca sì, fino a quando non abbiamo finito tutto per forza, dobbiamo mantenere il semaforo e il passo pedonale. Una bellissima giornata di inaugurazione, finalmente un momento di gioia e di festa con tanti bambini. È stata dura, ma il territorio, la gente, le istituzioni hanno reagito, e adesso però bisogna andare avanti, perché strada da fare ce n'è ancora molta. Questa era sicuramente un pezzo significativo, ma ce n'è ancora tanta da fare. Bisogna aiutare soprattutto quelli che fanno più fatica a rimettersi in piedi con le attività che hanno subito veramente danni importanti col 29 ottobre scorso. Si parlava prima di gesti di buona volontà. Sì, questa è una dimostrazione evidentissima che quando c'è davvero la buona volontà e la voglia di fare le cose, tutti insieme ce la si può fare. E anche si trova unità. Si trova unità, si trova una ragione gioiosa che è la nostra vocazione dello stare al mondo, cioè aiutarci, fare rete. 2 sindaci secondo me eccezionali nel loro ruolo, nel loro senso di appartenenza alla collettività e nel loro spendersi per questa collettività. I 2 sindaci dei 2 comuni che questa strada raccorda, i sindaci Via Cava di Portofino e Donadoni di Santa Margherita, 2 persone che hanno questo senso forte della comunità, della comunione, raccordati dalla Regione, quindi con questo impegno molto forte degli enti, con amministratori che davvero ci credono e si spendono, sempre con questo modo così
di tenersi insieme, tutti uniti, al di là delle piccolezze, ma guardando sempre oltre, guardando con gli obiettivi a lungo termine, e ce la si fa se veramente si vuole. Potremmo dire che per questa opera non c'è stato bisogno dell'avvocato, c'è stato invece un intento per. Un intento per. Non si è litigato, si è riusciti ad aprire oggi veramente a tempo di record. Questa affluenza testimonia la gioia di tutti, i genovesi, i portofinesi, quelli di Santa Margherita, Rapallo, insomma, tutti qua a festeggiare, il paese è in festa, tutti offrono focaccia, vino, c'è voglia di ridere e di gioire per questa impresa che è in effetti in pochissimo tempo la strada ha aperto, quindi è riuscita. Non c'è stato bisogno degli avvocati, dei giudici, delle cause. Quella sera, quando il sindaco mi ha chiamato chiedendomi di partecipare a una riunione per chiudere la strada 227, visto la grande mareggiata che c'era, e devo dire che è stata fatta una scelta giusta alla luce di quello che poi è accaduto, giusta perché sennò forse saremo qui a raccontare un'altra storia. E da quella sera lì, quando ho visto poi quello che era accaduto, devo dire che non pensavo che in 5 mesi si riuscisse a riattraversare la strada con un'auto, un bus o qualcosa del genere. Quindi la tragedia è stata limitata alle infrastrutture e di questo dobbiamo essere eternamente grati. E poi il lavoro è stato fatto alacremente da tutti, concordemente tra comuni, città metropolitana, regione e Stato. Quindi ad oggi è un giorno di festa e io penso che debba essere però una memoria che ci dica quanto è difficile preservare il nostro territorio. È un territorio particolare che va monitorato giorno dopo giorno e mi auguro che d'ora in avanti questo venga fatto. Alle spalle abbiamo un simbolo che resiste. È il simbolo di quando eravamo bambini già, che ci tuffavamo dallo scoglio. Io sono convinto che resista perché ha resistito per tantissimi anni, è radicato fortemente su quello scoglio, è riuscito a resistere a una mareggiata che lo ha sovrastato, lo ha piegato ma non l'ha sradicato. E quindi quello che ci auguriamo tutti è che ce la faccia anche stavolta e che diventi il simbolo di una rinascita. Ecco, incredibile pensare che le onde passavano sopra o comunque così alte. È incredibile perché da quello che dicono quelli più vecchi di me nessuno ricorda una mareggiata di questa forza sul nostro territorio. Infatti la strada aveva resistito a tantissime mareggiate ma non ce l'ha fatta questa. E anch'io vedevo le onde che passavano sopra il porto dall'alto dove abito a San Lorenzo della Costa e di quella natura lì devo dire di non ricordarne. Cosa dici, Antonio, di questa giornata? È una giornata splendida, con splendide persone, è stato un trionfo per Santa Margherita, Rapallo, tutto il Tigullio e sono orgoglioso di essere Santa Margheritese e di dare un servizio a tutti i disabili che sono in Santa Margherita e Ritolanio e non solo. È bello perché qui vengono al mare, cioè abbiamo uno sportello in forma disabili e stiamo facendo di tutto e di più, stiamo cercando anche di incrementare con Zoagli, che l'anno scorso c'eravamo, quest'anno forse con Rapallo e ci ampliamo sempre di più. Il tuo impegno continua da sempre? Sì, sto diventando vecchietto, ormai dovrei andare in pensione, però fare queste cose per gli altri è veramente bello e ti gratifica. Per l'associazione non andrai mai in pensione? No, per l'associazione penso di no, anche se mia moglie ogni tanto mi dice è meglio che freni un po' perché gli anni cominciano ad andare avanti e gli impegni sono sempre tanti.